Bon, a mezzettina sono stato qui in paese, c'era l'annata 70-75, c'era sempre un po' con le gioventù e qualche persona anziana bon, che mi ha un po' trasmesso ciò che era la vita di tanto, soprattutto mio papà, che mi ha imparato molte cose, nella vita del paese, la montagna, nante tutto. È da 15 a 20 anni, soprattutto a me gioventù, non devo fermare sempre qualcosa da corsa. I più bedannati sono stati questi, quando c'erano sempre qualche anziano, e poi che non c'è più stati gli anziani, che sono spariti, è stato tutto finito. Perché c'era sempre qualche anziano che si può discutere, e poi tutto il mondo parla a corso. Un po' vi dico di questi valori paesani, a come tu si campava tanto, bon, sicuramente non si può più campare come tanto. Di già quando avevo 18 anni era già tutto evoluato, non si andava mica a piedi, si andava in vettura. La corsa carrozza per me, non è la maniera che di campanare, io sono pessimista. Sta a dire che bon, la gioventù è obbligata a evoluare, è obbligata a avanzare, non si può più fermare come innanzi. Ciò che risente, ciò che ho visto io, tutta maniera quando volete giovane non vi crede neanche. Non vi pone manco credo. Li parlate in corso va a rispondere in francese. Come ha capito cosa fare? Come risponderesti e ti rispondo a questa questione? Se vi pongo io. Perché ho perso tutte le tradizioni, tutto ciò che ti facevano gli anziani. Ci vuole dire che devo essere un po' con i suoi paesi, conosco un po' anche la gente, che ti godini a bulliarsi sempre qualche paesano che ferma, perché questo paesano non ce n'è più, anche gente che campa nei paesi, e soprattutto per la corsa, perché si vergognano di parlare corso. E un popolo in questo affare non si può mica fare.